Bella a tutti regà, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Allora, abbiamo accantonato un po' questa cosa del... cioè l'abbiamo accantonata, abbiamo realizzato che purtroppo Ranieri non sarà più il nostro allenatore. Dispiace enormemente, dispiace veramente tanto per l'uomo, perché è sempre stato un uomo fantastico, un uomo con la U maiuscola, che in un calcio moderno come quello attuale si fa fatica a vedere. Però è ora di concentrarci anche sul dopo Ranieri. E si stanno facendo tanti nomi, anche troppi forse, e questa simile lotteria per cercare di indovinare chi sarà il prossimo allenatore del Cagliari, sinceramente a me lascia un po' perplesso perché si è arrivati al punto in cui si sparano nomi tanto per spararli piuttosto che cercare di dare un'idea identitaria al Cagliari e cercare di creare una sorta di progetto. E faccio fatica, sinceramente, a comprendere questa cosa perché ormai siamo e viviamo in una società effettivamente, diciamo, capitalistica anche a livello di notizie, in cui si, si spendono e si spandono parole anche per la minima cosa. Quindi eh, sarò io il primo a farlo, sia chiaro, sarò io il primo a farlo. Però è un qualcosa che effettivamente non è proprio il massimo per come la vedo io. Comunque, detto questo, io non so perché, ma mi sembra che il volume del microfono sia più basso del solito. Poi me lo farete sapere voi dal video, però mi sembra molto basso. Non so perché. Comunque, c'è un nome in particolare che sta circolando più di tutti gli altri. Ce ne sono 3 o 4 all'incirca, però ce n'è uno che va per la maggiore. E tra l'altro, stranamente, è quello che secondo me sarebbe il migliore. È quello che potrebbe portare un reale apporto al Cagliari e anche un cambio di visione societaria. Il suo arrivo mi farebbe veramente capire che questa presidenza e questa dirigenza ha finalmente capito che è finito il tempo di persone messe lì per cercare di attutire il colpo che se no sarebbe arrivato alla presidenza. Il nome è quello di Juric. Io so che questo è un nome molto divisivo e capisco anche il motivo. Però secondo me proprio a mente fredda è l'unica scelta possibile che ti permette di fare quel piccolo salto di qualità di cui tu hai bisogno. È una scelta, secondo me, fisiologica e necessaria, perché stiamo parlando di un uomo che fa molto parlare di sé, ma secondo me lo ha fatto sempre per motivi più che logici, tralasciando le sfuriate in conferenza stampa post partita con le varie emittenti televisive, quelle l'hanno fatto un po' tutti, lascia il tempo che trova. A livello di personalità, Juric è l'uomo giusto per un motivo. È uno che sostanzialmente se gli fai girare i coglioni non è che sta lì zitto e buono e fa pippa. Se può ti sputtana. E io sono contento di questo. Sono contentissimo. Questo sarebbe il motivo primario per cui io lo vorrei a Cagliari. Perché è uno che
lo vedo come un allenatore che se tu gli dai quello che lui chiede, lui lavora lì buono, zitto e tranquillo. Se invece tu gli dici A e fai Z, lui non gliene frega un cazzo di chi ha davanti, ti dirà che tu gli hai detto A e hai fatto Z. E diciamo che per quello che è stato il Cagliari negli ultimi anni, una persona così, sinceramente non sarebbe poi così male, perché di promesse non mantenute, di cose dette e non fatte, di comportamenti che lasciavano un po' così, ce ne sono stati fin troppi. Quindi io a maggior ragione andrei a prendere uno come Juric. Poi per quanto riguarda il lato del gioco, comunque Juric l'ho sempre visto come ehm, uno molto simile no, però comunque diciamo simile, ecco, molto simile no, però simile più o meno a Gasperini, quindi un allenatore tendenzialmente offensivo, anche se quest'anno con il Torino è stato molto molto letale perché ha segnato poco, ma quelle volte che ha segnato poco è stato in grado di concretizzare al massimo il risultato. Quindi uno che gioca con la difesa a 3, gli esterni a tutta fascia e a discrezione della rosa una o due punte. Poi tra l'altro Juric l'abbiamo incrociato nella sua prima grande esperienza perché l'anno che abbiamo vinto il campionato di Serie B lui ha allenato quel Crotone fantastico perché quello che è riuscito a fare con il Crotone è stata un qualcosa di veramente molto molto importante. Detto che il Crotone non ha mai visto la Serie A, quindi a me il profilo piace molto e adesso volevo vedere con voi perché è chiaro che io principalmente ovviamente seguo il Cagliari, poi del resto ho un'infarinatura generale, non è che abbia chissà quali idee o trascorsi a vedere determinate squadre. Comunque, eccoci qua. Qua siamo sulla pagina. Oddio, non zoom. Ok, mo sì. Siamo sulla pagina Wikipedia di Juric. È del 75, quindi ha 49 anni. Un allenatore molto giovane. La sua carriera è stata primavera con il Genoa da allenatore, ovviamente, Inter, Palermo come vice allenatore, Genoa come allenatore della primavera, poi Mantova, Crotone è stata effettivamente la sua prima grande esperienza, dopodiché è andato al Genoa, al Verona ha fatto benissimo e poi anche al Torino secondo me si è difeso più che bene perché nel Torino ha fatto 2021, 2022, 2022, 2023 e 2023-2024. Se noi adesso andiamo a vedere i risultati del Torino, qui non ci stanno bene, bene. Non, I scorsi piazzamenti non ci sono, perfetto, noi rimediamo così. Andiamo a vedere quelli che sono stati i piazzamenti di Juric nelle, nelle scorse stagioni, se non mi sbaglio qua si può vedere, esatto. La prima è 2021-2022 e il Torino ha chiuso al 10° posto, metà classifica, onesto. Tra l'altro non mi ricordo nemmeno se è subentrato a partita a campionato in corso oppure se ha cominciato dall'inizio. Credo abbia cominciato dall'inizio. Comunque, 50 gol fatti, cioè 50 punti fatti, preciso preciso a metà classifica. Ci sta. 2022-2023
sempre metà classifica, 3 punti in più dell'anno prima, però sempre metà classifica. E anche qui non è male. Invece adesso ha fatto il salto di qualità perché il Torino è a 53 punti, nonostante abbia 36 gol fatti e 33 subiti. Cioè, è una cosa molto, è un dato molto importante questo, perché veramente qui il Torino secondo me ha fatto, non dico un mezzo capolavoro, ma poco ci manca, perché per arrivare a quel risultato con un qualcosa di simile, secondo me ce ne vuole, non tanto per i gol subiti, che sì sono pochi, ma se andiamo a vedere sopra ce ne stanno addirittura di meno, come è logico che sia, quanto per i gol fatti, che sono veramente pochissimi, e nonostante questo è lì. Quindi vuol dire riuscire a massimizzare al meglio possibile la maggior parte dei risultati che si propinano. Comunque è a un punto dalla Conference League. Se la Fiorentina perde contro di noi e il Torino vince, la vedo difficile, contro l'Atalanta, comunque c'è il Torino che torna in Europa dopo gli anni di Cerci. E scusate se poco, ce l'ha portato Juric, nel bene o nel male. Però è così. Secondo me è un grandissimo uomo spogliatoio. È un uomo che se lo metti effettivamente al centro del progetto e non fai come ha fatto la società, la nostra società nel corso di questi anni, a dire tante cose ma poi a fare praticamente niente, è uno che effettivamente la squadra te la sa rendere e te la sa far girare. E a me piacerebbe per quello. Poi, come ho detto, abbiamo visto che gioca principalmente con una difesa a 3, quindi bisognerà adattarsi sotto questo punto di vista, perché è chiaro che la squadra non è più abituata a giocare con la difesa a 3. Cioè, ci abbiamo giocato qualche partita quest'anno, però se vogliamo affidare la squadra a lui fin dall'inizio, è chiaro che bisogna adattare un po' quelli che sono gli attuali interpreti. Per esempio, qua vedo che con il Milan il Torino ha giocato con un 3-4-1-2. Se io adesso prendo un'altra partita a casa, a caso, che ne so, Torino-Monza, partita vinta per 1-0 da parte del Torino, sicuramente 3-4-1-2. Quindi il Torino gioca con tre centrali, quindi bisognerà fare una campagna acquisti, se arriverà lui, decente, che porti dei giocatori nel reparto difensivo che siano in grado di essere all'altezza della situazione. Quattro centrocampisti, di cui tendo a vedere un incontrista e un regista nei due centrali e due esterni a tutta fascia, e da quello che vedo quello a sinistra con più spiccate doti difensive, mentre quello a destra con più spiccate doti offensive, un trequartista e due prime punte. Due prime punte, una un po' più dinamica mentre l'altra un po' più fisica. Questo è quello che mi pare di vedere dalle formazioni che schiera Juric. Io sinceramente sono curioso, e se devo puntare il mio euro, se devo sperare che arrivi qualcuno, io spero in lui. Spero decisamente in Juric, perché penso che sia in grado di portare il Cagliari ai fasti che merita e di ridargli quel valore aggiunto che negli ultimi anni si è perso e che con Ranieri un po' abbiamo rintravisto, ma purtroppo non è bastato. Sì, ci siamo salvati, abbiamo ottenuto quello che dovevamo ottenere, ma non possiamo ritenerci soddisfatti appieno, perché comunque nel computo totale di quella che è stata la stagione, le sorprese negative sono state decisamente maggiori di quelle positive. Quindi questa è la mia idea su Juric. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!